Sintetizzando, riprenderei i dati che abbiamo evidenziato nella nostra ricerca di quest'anno e si basano sui ritorni dati dai direttori generali. I direttori generali vedono fondamentalmente come principale ostacolo l'assenza di investimenti, possibilità di investire in nuove tecnologie, e questo è assolutamente comprensibile in un momento di restrizione degli investimenti. Il secondo punto è quello di difficoltà nella gestione del cambiamento organizzativo. Il terzo punto è anche evidenziato come essere la gestione invece del progetto, e quindi queste due ultime evidenziano la consapevolezza, a mio modo di vedere, delle direzioni generali nel riconoscere che non esistono specifiche figure nell'ambito delle proprie strutture capaci in un certo senso di fare il change management all'interno delle strutture e di guidare in maniera efficace i progetti, che spesso vediamo durare molto di più di quello che era originariamente previsto. Ecco, questo è un altro punto che abbiamo cercato di sviluppare nell'ambito della nostra ricerca 2012-2013. Abbiamo provato a vedere, estrapolando da casi reali, quindi da casi non a tavolino, ma farli quindi con realizzazioni assolutamente fattibili, con tecnologie assolutamente oggi disponibili, quello che potrebbero essere i vantaggi sia per le aziende sanitarie sia per i cittadini se si adottassero in maniera estensiva quelli che sono oggi solo in alcuni casi delle sperimentazioni, come ad esempio il ritiro dei referti via web, come la virtualizzazione delle tecnologie, come una diffusione maggiore di tutti gli aspetti dell'assistenza territoriale. Benissimo, esaminando questi 6 aspetti abbiamo visto che i benefici in termini di economicità e quindi di risparmi che potrebbe avere il sistema nazionale nel suo complesso sono di circa 7 miliardi di euro. D'altra parte abbiamo anche valutato quelli che potrebbero essere i vantaggi economici, quindi minori spese per o accedere ai servizi o accedere ad esempio ai referti da parte del cittadino. Questo abbiamo valutato in quasi 8 miliardi di euro, quindi complessivamente se si estendessero alla maggioranza delle aziende sanitarie queste iniziative avremmo complessivamente da una parte e dall'altra un risparmio per il sistema di circa 15 miliardi di euro. Certamente il fascicolo sanitario rappresenta una tappa ormai fondamentale per tutti i sistemi informativi regionali e quindi è un target che tutte le regioni cercano di darsi. Stime che sono state fatte evidenziano come l'adozione in maniera estensiva, anche qui, del fascicolo sanitario elettronico porti a un beneficio per il sistema sanitario nazionale di circa 2 miliardi di euro. Questo perché le cure sarebbero più efficaci, perché si eviterebbero ovviamente una serie di esami ripetuti e si avrebbe quindi la possibilità di essere più efficaci nella cura del paziente.